e morte. Tina Modotti sur non tu duarmis, no, non tu duarmis, forsi til tocur al sin cresi la rose dir, la ultime rose dir, la nove rose, polse dolcemente sur. La nove rose egli tu, la nove tiere egli tu ti has mettuto ne nove viste di semence profonde, e il tuo soave cidinor s'incolme di lidris. No, no tu dormiras di band sur. Pura l'el tuo dolce non, pure la tua fragil vite, di ombre, foc, nev, cidinor, sbrume, accial, ligne, pollen, si costruì la tua force, la tua delicate strutture. Il sia calde gioie dal tuo quarto dormidì, als lunghi anchimò la pene e l'anime insanganate, come se tu potessis sur, alzati, ridinzor il pantan. De me patrie ti puardi, perché non ti toglie, de me patrie di neve, perché la tua purezza non arrivi al sassin, ni al siacal, ni al vendut. Ali tu staras tranquille. Sintis un pas plen di pas, alc grande steppe dal dom, dal frei, sintis un pas salt di soldat de neve, sur a sommitie pas, a passaran un'edipe to picciole tombe, prin che lis rosis di ir si dispierden, già a passaran a viodi che di unedì, domani, indulà che al bruse il tocci di muro. Un mont al mar che al mont dulà che tu levis sur, e avanzi in ogni dì i chiams de te bocchie dal popul glorios che tu amaris, culto cur ardì. Te svecchi scusinis de to patrie, dai percors polvaros, alc si murmuie e al passe, alc al torne al flamme dal to popul adorat, alc si sve e al chiante, a somitie sur, che vue ad isin il tonon, che di tutti gli sbandis de aghe de tiere cultonon altris noms o tasin e o disin il parce che il fuc non mur. Galliano De Agostini ha tradotto per questa occasione la poesia che voi capite l'italiano tutti? Tutti o sì? Più o meno? No, più o meno. Più o meno. Ok, se non capisce fa così, translator. È la poesia scritta da Pablo Neruda che compare sulla lapide di Tina Modotti. La tomba è a Città del Messico, le due tombe. Buonasera, adesso sì, buonasera, benvenuti un'altra volta. Quello che avete appena ascoltato è la lingua madre di Tina Modotti, nata nel 1896, il 17 agosto del 1896, fotografa, costumista, traduttrice,
attivista politica e molte altre attività che forse non tutti conoscono. Comunque di Tina Modotti parlerà il documentario, quindi non voglio spendere altro su Tina, perché poi il documentario sarà quello che racconterà la sua vita. Vi presento con non poca emozione e molto orgoglio l'associazione friulana, il fogolar, la None, il fogolar più antico fuori dall'Italia. Prossimo anno compie 90 anni, se non mi sbaglio, no? Edoardo Dino Vaschera, il presidente, Noemi Lilian Salva, l'assistente, Galliano De Agostini, professore di friulano, musicista, attore, meraviglioso, scrittore, traduttore. Il maestro Galliano ha tradotto al friulano il testo teatrale che presenteremo il prossimo mercoledì. E Catalina Maria De Faccio, tutti friulani, meno io, però tanto mi adotteranno prima o poi, hanno detto, speriamo. La lingua madre di Tina. L'unica cosa che ci tengo a raccontarvi è che Tina Modotti lascia il Friuli quando aveva solo 2 anni d'età, emigra con la famiglia dal Friuli all'Austria e praticamente non parlava italiano, parlava friulano. Nei 6 anni, 5-6 anni che è rimasta con la famiglia in Austria, acquisisce anche un po' di tedesco, quindi mescola un po' il friulano, un po' il tedesco, e quando rientra in Italia le fanno un esame per la terza elementare, esame che non supera l'italiano, e viene rimandata in prima elementare e la pagella dice non conosce la lingua italiana. Quindi Tina Modotti impara l'italiano più tardi degli altri.